Presidente Zaia, Treviso e Belluno più vicine. Sembra proprio di sì, anche se il vero progetto sulle prefetture non è accorpare la prefettura di Treviso con quella di Belluno, ma è chiuderle tutte, perché il progetto resta quello, resta unico, chiudere tutte le prefetture. Chiara la posizione del Presidente del Veneto sugli accorpamenti delle prefetture di Belluno con Treviso, ma anche di Rovigo con Padova. Scelte calate dall'alto che porteranno solo problemi, senza avere soluzioni sia sul piano del risparmio che della migliore razionalizzazione dei servizi. Questa è una riorganizzazione che è una falsa e finta riorganizzazione, visto e considerato che se si vuole riorganizzare bisogna fare sul serio. Non come si è fatto con le province, che si è detto agli italiani che si chiudevano le province, poi di fatto le province sono belle e solide più di prima. Per il Presidente la strada per una pubblica amministrazione al passo con i tempi è un'altra. Una visione del territorio che vuole l'indipendenza, che vuole l'autonomia, che comunque rivendica ogni forma di autonomia e soprattutto quelle forme di autonomia che ci permettono di essere padroni a casa nostra, avendo i soldi delle nostre tasse che restino direttamente qui.